Benvenuti a Via Veneto. Buongiorno, benvenuto. Salve. Benvenuto a voi. Però è una cosa reciproca. Io con Imma Giuliani oggi intervistiamo Amedeo Goria. È per me un'emozione perché è un giornalista noto, ha scritto per le maggiori testate italiane, ma poi è il volto del calcio e anche attore, mi sono informata bene, anche attore. Sì, ho fatto, di far parentesi, c'era Olga Visera in una vostra precedente puntata e devo dire che con il fratello di Luciano Martino, Sergio Martino, ho fatto due cose, una con Enzo De Caro, una sceneggiata sulle due, in cui chiaramente interpretavo il ruolo di un giornalista, e poi ho fatto l'allenatore nel pallone 2. Nel pallone 2, chiaramente. Sì. L'ultimo rigore. Sì, all'ultimo rigore. L'ultimo rigore. Una grande esperienza, ho conosciuto anche. Quindi non solo conduttore, non solo giornalista. No, ho provato a condurre, cioè come tutti quelli che non sanno fare nulla, ho provato a fare tante cose, poi ho una faccia, un modo anche di muovermi abbastanza comico, quindi vabbè. Particolare. Che cos'è il calcio per Amedeo? E se le è capitato di dire recentemente prima era diverso? Beh, certamente, prima era diverso perché io ero diverso, prima ero più giovane, quindi chiaramente quando uno ricordi i tempi passati sono sempre più belli. Adesso è un calcio chiaramente che vive di business, vive di web, vive di grandi guadagni, vive di strumentalizzazioni, vive di esagerazioni, e anche per i giornalisti è cambiato assolutamente. Una volta io ricordo, e lo ricordo ancora per l'appunto, con grandi giocatori della Juventus e del Torino, quando negli anni 75-80 abitavo a Torino per l'appunto, andavi magari a pranzo a cena con i giocatori, tutte cose che adesso non sono più possibili, perché adesso i calciatori vivono in una torre d'avorio completamente separata da tutto, oramai sono un calciatore è un'azienda ed è gestito come un'azienda, il proprio manager che gli dice cosa deve fare, parla quando deve fare, quando la società vuole, quindi al di là delle televisioni che imperano e che, dando tanti soldi al mondo di calcio, permettono al mondo del calcio di sopravvivere, tutto il resto, soprattutto per quanto riguarda purtroppo i colleghi dei giornali, diciamo, scritti, dei c'è meno divertimento, più difficile, cioè minore umanità rispetto al calcio di una volta, anche se poi il calcio, devo dire, rispetto alle tante attività dell'uomo, conserva una sua importanza, una sua purezza nel momento in cui si svolge la partita. Lì il calciatore non bluffa. La raccomandazione non esiste nel calcio, perché è davanti agli occhi di tutti se un calciatore riesce a fare uno stop, riesce a tirare in porta, riesce a fare un gol o una parata o quant'altro. Magari in altre attività della vita ci sono le raccomandazioni, ci sono le opportunità, ci sono i momenti di fortuna. Nel calcio non si può bluffare, quello è un momento bello che comunque appassiona ancora, perché tutti ne possono parlare, però poi ha una sua verità di fondo, che quando inizia la partita uno non può bluffare. Se è bravo è bravo, se non è bravo non lo è. Quindi restano le emozioni non cambiano. Quello sì, che dal calcio è rimasto intatto. Ma tutto lo sport, in atletica leggera nei 100 metri se uno è più veloce arriva prima, è difficile che arrivi secondo. Sei arrivato tu nella tua vita privata, ti faccio 3 nomi. Sì. Gian Amedeo, Gwendalina e Gwenda, soltanto Gwenda, sì. Gwenda e Maria Teresa Ruta. Maria Teresa Ruta è chiaramente mia ex moglie, alla quale devo davvero molto, perché poi al di là del fatto che chiaramente ne mi ha regalato, e io non vedevo una certa notorietà, perché finivamo quando ci siamo sposati sui giornali, sulle riviste, sono stato spesso per anni oggetto anche di gossip, magari per qualche mia marachella. Magari andavo a dei concorsi di bellezza con Saverio Vallone, che è stato e sarà un vostro ospite, insomma, e quindi a parte tutto a Maria Teresa devo davvero molto, e fra parentesi lei ha contribuito anche a sbloccarmi per tante cose. Io mi consideravo piuttosto bruttarello, perché era una realtà che lì, come nel calcio, se uno è bruttarello, insomma, e balbettavo, e lei, cioè, unendomi con una persona, frequentando una persona di successo, chiaramente anch'io ho vissuto un po' di luce riflessa, soprattutto all'inizio, e mi sono sciolto, ho acquisito una consapevolezza di me stesso, una sorta di autostima che mi è servita per tante cose, anche questo, per cui ho vinto la Balbuzie, e lo dico a tutti quelli che sentono, perché è un messaggio positivo. Bello questo. Credete in voi stessi. Per vincere la Balbuzie è un discorso tecnico ed è un discorso psicologico. Tecnico chiaramente di
respirazione, capacità di respirazione, e psicologico nel senso che uno non deve pensare al difetto. Bisogna trovare la persona giusta per superare anche alcune paure, alcune... Sì, giusto? le persone possono aiutare, Vero? la persona giusta può aiutare, La relazione è soprattutto io sono figlio unico, mio padre pur essendo medico invece soffriva per la mia balbuzie. Maria Teresa non ci dava peso, non ci dava conto, e questo faceva sì che anch'io ci dessi meno peso. Ti ha aiutato. Sì. Come giornalista. Poi i figli dicevo, vabbè. Esatto. No, i figli Già Amedeo è l'ultimo nato, fa l'ingegnere, non gliene frega niente del mondo dello spettacolo, non tanto. Beh, è molto da una parte. mia figlia invece fa l'attrice, fa tante cose, ha fatto spesso anche in televisione, guida. Esatto. Sì, lei è un po' bipolare, noi litighiamo molto, però veramente ci vogliamo molto bene, poi è molto brava nel suo lavoro. E i consigli che spesso si trova a dare ai suoi figli? Ma consigli sono difficili da dare, devo dire che siamo abbastanza soddisfatti, cioè siamo certamente molto soddisfatti dei figli, perché oggi vediamo che veramente viviamo in un mondo difficile, in cui molti ragazzi sono dediti all'alcol, alle droghe, e quindi bisogna dare degli esempi positivi loro. Magari si divertono, devono poter fare tutto quello che vogliono, però devono avere anche una capacità di rispettare quelli che sono i dettami della salute, soprattutto per se stessi. Esatto. Poi quando il rapporto, la vita è breve. Quando il rapporto è sano, e consiglio, magari da ambo le parti, magari i genitori verso i figli e i figli anche verso i genitori, quando poi si raggiunge una certa età, anche a volte ci troviamo come figli a dare anche dei consigli ai genitori. Sì, difatti spesso ci sono genitori che sono più bambini dei propri figli. Insomma. Capita, ma succede? Mia figlia a volte mi dice, che con un amico avvocato dice, dovremmo farti intervenire. Questa fa parte del battibecco ironico tra padre e figlio. L'importante è che c'è il rapporto. Come giornalista, perché poi è la principale attività, che consigli si sente di dare ai ragazzi che intraprendono questa professione, perché è una professione, e poi riguardo il contrasto di tutto questo mondo di internet, fake news, gogna mediatica, e ne sa qualcosa, insomma, come comportarsi? Dunque, il discorso del giornalismo chiaramente tutto cambia, il mondo del giornalismo è profondamente cambiato, si sta vivendo una crisi dei giornali che hanno dimezzato le vendite, perché un autogol che i giornali hanno fatto forse è quello di andare sul web, e quindi tu non compri più il giornale, vai sul web, digiti la testata e hai tutto. I giornali pensavano di poter rimediare a questo dicendo: noi invogliamo il lettore poi ad abbonarsi per poter approfondire magari un certo articolo. Questo purtroppo spesso non avviene, quindi ci sono chiusure di giornali e quant'altro. Chiaramente tutto evolve, tutto cambia, quindi la dimensione del giornalista più legato al web, alle notizie che riesce a cogliere col telefonino, trovandosi in un posto dove avviene qualcosa, sarà sempre più da favorire. Chiaro che poi a questo andrà assecondato, avvicendato anche un discorso economico che sinora latita anche i nuovi giornalisti appena assunti, con contratti depotenziati. Diciamo la verità, rispetto ai nostri tempi guadagnano davvero poco. Si è allargato il fronte di chi può fare il giornalismo. Chiaro che poi ci sono ancora quelle regole deontologiche, le regole anche per accedere alla professione, che probabilmente dovranno essere un po' riviste e riammodernate alla luce di quello che è il mondo d'oggi, un mondo in cui c'è internet, c'è il web, e ripeto, finisce con l'essere il giornalista chi si trova attraversando la strada e assiste a qualcosa, lo filma, lo mette sul web e diventa lui giornalista, perché ha avuto la fortuna di assistere a un evento e quindi lo racconta con l'immagine. Certamente. Poi il discorso delle fake news è chiaramente cioè io sono molto censore in questo. Quando uno sbaglia va perseguito, invece vediamo si leggeva anche in questi giorni per quanto riguarda la senatrice Segre, che è vittima sul web di attacchi antisemiti e violenti. Io veramente sarei, e spero che anche il governo e le autorità intervengano con punizioni molto importanti.
Cioè solo la punizione importante in effetti fa sì che uno receda un po' da certe intenzioni. Se c'è una liberalizzazione assoluta in cui uno può fare qualsiasi cosa, poi non so, per quanto riguarda certe strumentalizzazioni, beh sì, ci sono anche trasmissioni che esagerano, oggi lo vediamo, ma sempre quotidianamente sì, ci sono passato anch'io e se uno non ha la forza a volte di combattere, in effetti uno entra in crisi grosse. Ma è d'accordo sul fatto che smentire è come dare la notizia 2 volte? In questo caso, come comportarsi di fronte? In certi casi uno è obbligato a smentire, ad intervenire. In altri casi uno può, in effetti, può passarci sopra parlando d'altro. Non so, per esempio Vittorio Sgarbi, no? Vittorio è meraviglioso, è straordinario. Lo conosciamo anche noi. È straordinario in questo, perché Vittorio è l'unico personaggio italiano così mediatico, così travolgentemente mediatico, no, che scavalca tutto, perché lui fa talmente tante cose, come se ci fossero 3 o 4 Sgarbi, e magari viene accusato per una cosa, lui già ne fa in quel momento un'altra che finisce col cancellare quella precedente. Quindi anche se fa commette degli errori, fa una gaffe su qualcosa, però poi riesce talmente ad essere immanente e invadente a livello mediatico che cancella anche quello che può aver fatto. Ma in quel caso non è una strategia, è proprio una personalità ispionica che tende a travolgere e sconvolgere tutto. Ma quindi suo e quindi anche un atteggiamento può essere una strategia. A volte, se uno non è toccato in un modo violento, si può fare spallisce o fare decadere la cosa, non sempre. Imma, un'altra domanda del cuore o passo a quella un po' più difficile? Allora, domanda del cuore. Cosa rimpiangi dei tempi passati? Se c'è qualcosa che rimpiangi? Beh, errori ne ho commessi. Ho commesso delle sciocchezze, ho privilegiato a volte magari così, il disimpegno, il divertimento. Avrei potuto fare molta più carriera, assecondando personaggi importanti che avrebbero potuto aiutarmi nella carriera. Non oso immaginare. Avrei potuto fare di più a livello proprio specifico del lavoro mio, però non ho rimpianti, mi considero assolutamente fortunato. Poi ho abbastanza l'abitudine, cioè ho 2 cose: io ho molto il senso della morte, delle cose che passano, degli amici che magari se ne vanno, e quindi la finitezza delle cose, la brevità della vita, e poi soprattutto mi guardo indietro e vedo le tante persone meno fortunate di me, e infatti io inviterei sempre tutte a guardare questo, o per esempio colleghi o colleghe che vivono nel loro mondo con una presunzione sconfinata, e questo mi spiace molto, gente che magari ha vinto al Superenalotto, insomma, della vita, e non si accorgono di quelli che veramente non hanno, insomma. Cioè vedo anche il discorso dei bambini, non so, bambini africani, bambini sfortunati, che colpa hanno loro se sono nati in un certo posto anziché in un altro, insomma. Quindi bisogna sempre valutare bene e ricordare quello che uno ha, e forse spendere qualcosa in più rispetto agli altri, soprattutto quando cresci con l'età te ne accorgi di più. Il libro che non hai scritto è il tuo sogno nel cassetto? Ma ho troppa considerazione del mestiere dello scrittore, tutti scrivono, quindi a volte magari non scrivere è meglio. Lo scrittore preferito? Ma poi il tuo sogno nel cassetto, non mi glissare come Vittorio Sgarbi. A livello mondiale non so, scrittore, poeta, Borges, Edgar Allan Poe, italiano, io ero abbastanza amico di Alberto Bevilacqua, che si ricorda sempre molto poco, così di Giovanni Arpino, che faceva giornalista sportivo quando io ero a Torino, e ci sono tanti scrittori italiani che sono caduti assolutamente nel dimenticatoio. Li si ricorda pochissimo, e questo spiace molto. Adesso sono stato recentemente a Santo Stefano Belbo, dove c'è la tomba anche che è stata riportata lì di Cesare Pavese, che invece per fortuna viene ricordata. Cioè
sono legato a scrittori un po' melanconici legati alla territorialità anche piemontese, Langarola, che è un po' mia, insomma. I miei sono astigiani di origine, io ho vissuto molto a Ivrea e sono legato un po' a quella terra, quindi con i chiaroscuri di quella terra. Quindi la famiglia e le origini ti hanno molto... Sì, abbastanza condizionato. Uno e poi... dietro, no? Sì. Famiglia, questo di origine. E il sogno nel cassetto? Non ho sogni nel cassetto, adesso mi occupo molto di quadri, la mia passione senile sono i quadri, quindi compro e vendo quadri, sono un po' di tutte le cose un po' monotematiche, un po' bulimico, comprerei tutti i quadri che vedo. E mio figlio è preoccupato un po' Qual di è quello. Il tuo stile Il sogno nel cassetto no, è star bene, no, è poter vivere a lungo, chiaramente in salute, e poi che io ho paura degli incidenti stupidi, vedo per la strada non so quanti incidenti anche mortali d'auto, di motorini, e quindi ho una preoccupazione per i miei figli terribile per queste cose, insomma, che i miei cari possano cadere in uno stupido incidente che porti loro via qualcosa. È questo. Amedeo Goria. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. And look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my